Un connubio tra arte e solidarietà è il risultato del concerto di beneficenza organizzato dal Lions Club Badia Adige Po sabato 4 maggio al Teatro Sociale Balzan di Badia Polesine con il patrocinio del Comune e della Proloco. Abbiamo il professor Chillemi, che è uno dei chitarristi a livello nazionale fra i più competenti e capaci. Ha coinvolto anche 2 suoi allievi e all'ultimo siamo riusciti a coinvolgere anche una cittadina badiese, l'attrice Cristina Chinaglia, che sta lavorando adesso con varie compagnie, e quindi abbiamo incrementato questa serata e avremo quindi una recitazione e delle musiche. Omaggio a Segovia si chiama la serata, e la musica sarà veramente eccellente perché il repertorio è veramente dei più vivaci e più gradevoli. La raccolta fondi destinata alla vaccinazione del morbillo ha ottenuto già risultati importanti ed ha ancora grandi obiettivi. Noi cerchiamo di combattere una delle piaghe che sembra ormai superata ma che non lo è di fatti, che parla proprio del morbillo. Il morbillo provocava a dicembre del 2011 ben 450 bambini morti al giorno, dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma molte migliaia erano quelli che rimanevano portatori di handicap come cecità, sordità, disturbi della deambulazione e altri disturbi anche psichici. Voi capite che questo è un danno prima di tutto affettivo ma anche economico per intere popolazioni, proprio quelle popolazioni dove invece ci sarebbe bisogno di non avere anche questi costi sociali, affettivi e economici. Noi ci siamo impegnati con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e io sono stato al Palazzo di Vetro all'ONU il 1° febbraio per rinnovare il nostro impegno. Ci siamo impegnati a vaccinare 157 milioni di bambini. Ne abbiamo già vaccinati oltre 152 milioni. Voi capite che c'è ancora tanto da fare. Il nostro primo impegno di vaccinare 157 milioni di bambini lo assolveremo entro quest'anno, ma l'ONU ha rilanciato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilanciato chiedendoci di vaccinare qualche altro centinaio di milioni di bambini. Ce ne sarebbe tanto bisogno. Il numeroso pubblico che ha riempito il teatro è rimasto incantato dalle mani dei musicisti che accarezzavano le corde della chitarra classica producendo dolci e calde note. Il programma ripercorre in qualche modo il repertorio che Segovia eseguiva e quindi abbiamo l'inizio di un brano di Bach, che è un brano che spesso lui eseguiva come bis. Bach aveva scritto per liuto delle musiche e Segovia ebbe l'idea di suonarle con la chitarra, dandone anche un'interpretazione molto interessante, e poi ci sono autori che hanno scritto per chitarra sotto la spinta di Segovia, come Moreno Torrobat e Villa-Lobos, che è questo grande compositore brasiliano che con Segovia ebbe un incontro a Parigi, un incontro-scontro, perché erano 2 personalità molto forti, ma da cui nacque una vasta produzione per chitarra. Qui eseguirò uno studio, un preludio e una danza. È stata particolarmente apprezzata l'esibizione dei giovani musicisti Annalisa Zoia e Enrico Della Morte. La musica si è sposata con la poesia quando l'attrice badiese Cristina Chinaglia ha interpretato con la sua espressività i versi che parlavano di musica e di amore. Lo strumento della chitarra classica e la voce spesso viaggiano insieme e in una sorta di dialogo questa sera abbiamo proposto musiche di diversi compositori, Albeniz, De Falla, anche Bach. Comunque ci saranno quindi anche incursioni in un repertorio magari un po' più indietro nel tempo, ma in una sorta di dialogo con García Lorca, Neruda. Poi ci sarà anche spazio per la Merini in un momento in cui ci sarà Stravinsky, insomma ci sarà una Spagna infuocata in cui si parleranno autori spagnoli e García Lorca in una sorta di omaggio a Segovia. Durante il concerto, intitolato Una vaccinazione, una vita, nella meravigliosa cornice dell'ottocentesco teatro, recentemente restaurato, il cuore si è aperto alla bontà e alla bellezza, grazie alla musica e alla solidarietà.